Di 2 punti sulla VD Vici Bologna. Io sono con il presidente della Snaidero e di Snaidero. Presidente, veramente sinceramente quanto credevate a questa vittoria senza Jérôme Allen, senza Gigena, con l'infortunio di Cantarello? Questa è una squadra straordinaria, per cui io non mi meraviglio mai di niente, perché ho visto fare delle cose bellissime durante tutto l'anno. È un gruppo, è una squadra, quindi quando giochi di squadra il fatto che manchi un giocatore viene compensato dallo spirito e dalla voglia degli altri di fare qualcosa di straordinario. Credo che stasera si è visto tutto. Lei a telecamere spente ha detto che la cosa più bella sono stati i 2 tiri liberi di Michele Antonutti. Sì, però non così una sorpresa, nel senso che avendo giocato regolarmente dai 10 ai 20 minuti tutto il campionato, è partito sempre il quintetto, credo che la fiducia se l'è guadagnata mano a mano, e arrivare a una partita così, che praticamente è uno spareggio per andare ai playoff e fare i 2 tiri liberi finali, significa aver maturato la maturità per farlo. Ecco, non credo che un ragazzino di solito si possa permettere di fare 2 tiri liberi così serenamente. Un'ultima cosa, 2 notizie di mercato per sostituire proprio gli infortunati. Sì, abbiamo firmato John Lucas, che è figlio del grande allenatore Lucas, che arriverà nei prossimi giorni, non credo per Reggio Calabria, però vorremmo che ci fosse almeno per le ultime 2 partite. Che sono 2 partitine. 2 partitine particolari, ma soprattutto anche come preparazione per poi eventualmente il primo turno di playoff. Grazie Presidente. Flavio. Gianluca darà una mano alla Snaidero, la VD Vici adesso vede la strada verso i playoff in salita, ma playoff o non playoff, la stagione della Virtus rimane comunque anche quella delle grandi vittorie qui al Pala Malaguti, che ultimamente invece è diventato abbastanza spesso terra di